Una manovra regionale da 120 milioni di euro per far entrare il Veneto nella fase 3 dell'emergenza vissuta negli ultimi mesi, quella della ripartenza economica post-Covid. Battezzata Il Veneto che cresce, attinge alla programmazione dei fondi europei che verranno messi a disposizione su più fronti. Quello delle imprese, i settori più colpiti sono turismo e cultura. Lavoro sul tema del lavoro, quindi di come rafforzare la parte occupazionale, e poi le famiglie. Le famiglie hanno subito, lo dico da assessore all'istruzione, soprattutto quando si tratta di famiglie numerose, il digital divide, quindi hanno dovuto spendere molto per gli ausili e con queste risorse andiamo anche a ristorare alcune spese e aiutiamo i centri per l'infanzia e i centri estivi per abbattere le rette. Tra i settori maggiormente colpiti dalla crisi il turismo, al quale vengono riservati vari interventi di sostegno. La parte più importante sulla quale agiremo è proprio sul tema del costo del lavoro. Molte categorie, molti albergatori e anche il settore dell'extraalberghiero ci chiede di intervenire su questo tema del costo del lavoro. Ecco, qui metteremo a disposizione ben 35 milioni di euro, penso che sia l'unica regione che fa un intervento di questo tipo per abbassare il costo del lavoro. Altrettanto difficile la situazione del comparto cultura, che ha pagato un prezzo altissimo alla crisi. Ricordiamo sempre che quando parliamo di cultura parliamo del 5% del PIL regionale e del 6% degli occupati della nostra regione, quindi di un comparto significativo anche da un punto di vista dimensionale. Oltre a questo la cultura è un volano formidabile per lo sviluppo di altre attività come il settore del turismo, come il commercio, come lo sviluppo dei nostri centri cittadini. Con la crisi post-Covid, il Veneto ha perso 65.000 posti di lavoro, un numero che potrebbe crescere ulteriormente in autunno quando scadrà il divieto di licenziamento. 10 milioni di euro sono destinati a un buono per le imprese che assumano dei giovani fino a 35 anni o che traducano il loro contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato.